Individuato e denunciato l'autore degli spari contro i ciclisti padovani che si stavano allenando nel Veronese, si tratta di un 25enne che teneva la pistola a salve nella sua BMW. Una bimba di 10 anni è ricoverata in serie condizioni all'ospedale di Vicenza per una meningite di origine batterica ma non contagiosa. La piccola è arrivata dal pronto soccorso di Arzignano. Il funerale di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante sotto casa a Torri di Quartesolo, resta il giallo sulle cause della morte. Banda di predoni albanesi sgominata dalla polizia nel Veronese. I 4, tutti tra i 25 e i 28 anni, si erano specializzati in colpi lampo nelle abitazioni. Dopo le spaccate in una pizzeria e in un negozio di occhiali a Padova, i commercianti del centro hanno incontrato il questore sul tema sicurezza, chiedendo un potenziamento dei controlli nelle ore notturne. Sbloccati 93 milioni di euro per il finanziamento del Mose, serviranno a pagare aziende e lavoratori, esulta il centrodestra, mentre il centrosinistra parla di un semplice atto dovuto. Case pubbliche e difesa dalle alluvioni. La prima seduta della nuova giunta regionale Stefani ha destinato più di 70 milioni di fondi europei a interventi in questi due settori. Farmacie prese d'assalto, l'influenza in Veneto segna il picco, 68.000 malati nell'ultima settimana, i ricoveri saliti a 400. Vigilia e Natale all'insegna del maltempo, dichiarata l'allerta meteo per nevicate sulle prealpi centro-occidentali e vento forte su gran parte della regione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi della sicurezza in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. E a proposito di sicurezza e di aggressioni facili, troppo facili, è stato individuato e denunciato l'autore degli spari contro i ciclisti padovani che si stavano allenando in provincia di Verona. Non sopportava i ciclisti e vederli così tutti in gruppo che ostacolavano la sua manovra di sorpasso ha scatenato la sua rabbia e il suo rancore. Questo è quello che avrebbe ammesso davanti ai carabinieri di Caprino Veronese quando lo hanno individuato. È un 25enne della provincia di Verona, il responsabile degli spari contro il gruppo di sportivi padovani della società ciclisti padovani Polo Charibank. Il ragazzo è stato individuato dai militari dell'Arma che subito dopo il fatto, avvenuto sabato lungo la strada statale 12 in Val d'Adige nei pressi di Dolcea, avevano iniziato ad investigare. Il gruppo si stava allenando quando dall'auto guidata dal 25enne sono partiti alcuni colpi esplosi con una pistola a salve. Nelle scorse ore a Teolo il presidente della società ciclistica Galdino Peruzzo aveva formalizzato la denuncia. Le immagini delle telecamere e l'attività sul territorio hanno portato i carabinieri a individuare il 25enne. L'auto, un particolare modello di grossa cilindrata, aveva un faro malfunzionante e questo è stato fondamentale per identificare il giovane incensurato. Trovata nella vettura e sequestrata l'arma utilizzata, una pistola a salve fortunatamente rivelatasi non pericolosa. Il 25enne è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata, porto d'armi e oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. Una bimba di 10 anni è stata ricoverata nei giorni scorsi all'ospedale San Bortolo di Vicenza per una meningite di origine batterica non contagiosa e non pericolosa per la popolazione. La piccola, portata al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano, è stata poi trasferita nel centro specializzato della rianimazione pediatrica di Vicenza in attesa degli esami della microbiologia del San Bortolo per l'identificazione precisa del batterio. Caos questa mattina a Padova tra Santa Croce e il Bassanello. Un'auto a fuoco ha mandato in tilt il traffico del martedì prima di Natale, danneggiando anche l'insegna di un negozio. Vigili del fuoco a spegnere l'incendio, carabinieri e polizia locale a regolare il traffico. Un'auto in fiamme in via Buzzaccarini ha mandato in tilt questa mattina la viabilità a Padova tra i quartieri del Bassanello e Santa Croce. Paralizzato il traffico, fermo anche il tram, con notevoli disagi per quanti volevano utilizzare il mezzo pubblico per andare in centro storico per gli ultimi acquisti prima di Natale. Non si sono registrati feriti, l'auto è stata completamente distrutta.
Il tragico incidente accaduto ieri sera attorno alle 22 a Cortina d'Ampezzo, in località Zuella di Sopra, davanti al resort Rosa Pietra. Ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario di Matera, dipendente e collaboratore dell'albergo. La dinamica terribile è stata ricostruita dai carabinieri di Cortina. Una giovane del posto, al volante della sua Ford Fiesta, si stava immettendo sulla 51 di Alemagna quando è sopraggiunta una Peugeot guidata da una ragazza di Treviso che non è riuscita a evitare l'impatto. Perso il controllo dell'auto, la Peugeot è finita sul marciapiede travolgendo fatalmente il 63enne che stava facendo una passeggiata. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi tempestivi sia dell'ambulanza che dell'elicottero Leone 1 arrivato da Treviso. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Cortina. Contattato, il resort ha riferito di non avere nulla da dire al riguardo della tragedia. Il funerale di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, resta il giallo sulle cause della morte. Le indagini vanno verso l'ipotesi di un incidente. È stato un ultimo lungo abbraccio silenzioso a Diana Canevarolo, quello che il compagno Vincenzo e il figlio Nicolò hanno riservato alla salma all'interno della bara al termine del funerale celebrato a Torri di Quartesolo. Il bianco è stato il colore scelto per fiori e abbigliamento di molti dei familiari, in particolare quelli provenienti da Vò, il comune di nascita e provenienza di Diana. Un solo mazzo di rose rosse è stato posato sulla bara. Una persona semplice e generosa, Diana, una donna dal carattere ambivalente e estroverso, ma con la necessità di coltivare riservatezza, ha ricordato il celebrante durante l'omelia. Oltre 200 persone nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio hanno voluto dirle addio. Particolarmente toccante uno degli ultimi momenti della cerimonia, quando il figlio Nicolò e la cognata dei fratelli della donna si sono seduti sui gradini dell'altare accanto alla salma per esprimere il loro affetto e dolore. Come è possibile tra 7 miliardi di persone avere proprio la mamma perfetta? Ciao sorellina cara, ci manchi davvero tanto, ci mancano le nostre chiacchierate al telefono, le tue battute, le tue risate, ma anche i tuoi rimproveri. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, sarà davvero dura vivere senza di te. È stato anche l'unico momento in cui è stata espressa la rabbia e l'angoscia per le modalità non del tutto chiarite della morte di Diana, la convinzione non si sia trattato di una tragica fatalità. Chi ti ha strappato la vita così giovane, siamo certi che la pagherà, e anche cara. Hai sofferto tanto durante la tua vita, ma ora sappiamo che sei libera e felice, vicino a mamma e papà, che si prendono cura di te nel regno dei cieli. Il messaggio commovente del portavoce degli amici è stato più volte interrotto dagli applausi. Diana era una ragazza semplice, di poche parole, quasi introversa, ma capace di una sensibilità immensa. Non aveva bisogno di parlare molto, bastava uno sguardo, un gesto, una presenza silenziosa. Ciao Diana, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Dopo aver individuato l'abitazione da depredare, 2 componenti rimanevano nell'auto per sorvegliare la zona, mentre altri 2 scendevano con strumenti per entrare nelle case. Si arrampicavano sui balconi, restando in contatto con i complici tramite le rice trasmittenti. Forzavano le porte e finestre, quindi mettevano a soqquadro l'appartamento in cerca di monili e denaro, forzando eventualmente anche casseforti, il tutto agendo dai 5 ai 15 minuti. È stato proprio studiando questo modus operandi, la dinamica dei colpi, che la squadra mobile di Verona è risalita alla banda di 4 persone, tutti cittadini albanesi tra i 25 e i 28 anni, ritenuta responsabile questa banda di furti in abitazione nella provincia scaligera. Nell'auto usata per i colpi gli agenti hanno rinvenuto refurtiva e arnesi da scasso. I 4 sono stati sottoposti a fermo e indiziati di delitto. Dopo le spaccate in una pizzeria e in un negozio di occhiali di via San Fermo a Padova, i commercianti del centro storico hanno incontrato il questore sul tema proprio della sicurezza. La vetrina del negozio di occhiali di Velta con il blocco di pietra in via San Fermo a Padova, il furto nella pizzeria vicina hanno allarmato i commercianti del centro storico della città, che dopo questi 2 episodi, a distanza di 2 giorni uno dall'altro, hanno incontrato il questore Marco Dorisio. Abbiamo chiesto il pattugliamento del centro storico, del territorio,
in maniera un po' più stringente, e qui il questore ci ha rassicurato perché insomma ci ha fornito dei numeri abbastanza incoraggianti. Ci sono delle pattuglie diciamo sufficienti che presidiano appunto non solo il centro storico ma tutto il comune di Padova. Adesso stiamo valutando e anzi ci siamo rivolti ai tecnici perché vorremmo collegare direttamente i nostri sistemi d'allarme con la centrale operativa della questura. I commercianti hanno chiesto anche di estendere la zona rossa nelle ore notturne in centro storico. Abbiamo chiesto l'estensione eventualmente della zona rossa durante l'orario notturno, che questo insomma potrebbe essere un ulteriore deterrente. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, parlando di sicurezza durante il bilancio di fine anno, non vede nella zona rossa la soluzione. Non vuol dire che zona rossa non succede niente, assolutamente no, ci sono dei controlli che vengono fatti in tutta la città. Poi, ripeto, devo tornare da dove sono partito, se pensiamo che ci sia una pattuglia dei vigili piuttosto che della polizia, piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza in ogni via di Padova, insomma stiamo sognando, ecco, da questo punto di vista. Sono persone che stanno facendo di tutto per cercare di assicurare la sicurezza. I commercianti, dopo aver scritto alla soprintendenza, chiedono il via libera al posizionamento delle serrande anche per chi ha il negozio in palazzi storici sottoposti a vincolo. E stiamo attendendo una risposta ufficiale. Abbiamo dato anche la mail per avere appunto il regolamento e per cercare di capire se anche noi possiamo installare delle serrande. Nel frattempo, il prossimo 27 dicembre è previsto un incontro con il prefetto. In quella sede cercheremo appunto di chiedere se il prefetto si farà portavoce, potrà farsi portavoce di chiedere un incremento appunto delle forze di polizia, un incremento delle risorse a livello direttamente governativo. Ospite a Ring, ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha parlato di tanti temi, soprattutto di devianza giovanile, di violenza giovanile. Queste le parole del patriarca. Quando si arriva a minacciare la vita o a togliere la vita a un coetaneo, perché i casi li sappiamo, no? Mi ha sporcato le scarpe, mi ha dato uno sguardo che non doveva darmi, oppure anche per regolamenti di conti, per debiti che mi pare siano 20-50 euro. Ecco, questo ci dà la proporzione della gravità del fenomeno. Ci sono tanti interventi in cui la società, secondo dei compiti anche dei suoi membri esponenti, deve porre in essere, ecco, anche le azioni di contrasto, penso queste, e pensare sempre nel tener conto che i minori sono minori, ecco, pensare anche che questa gravità di crimini così aumentata in fasce di età così basse, forse richiede anche di ripensare un po' il diritto dei minori, ecco, dal punto di vista dell'aiutarli di più. Rimaniamo a Venezia, ma per tutt'altro tema. Parliamo di Mose, perché sono stati sbloccati 93 milioni di euro per il finanziamento dell'opera. A Venezia arriveranno le risorse per la gestione e la manutenzione del Mose. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato lo stanziamento dei 93 milioni di euro necessari al pagamento delle prestazioni eseguite e contabilizzate nell'ambito dell'attività dell'opera. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva chiesto lo sblocco dei fondi per scongiurare una crisi che avrebbe potuto portare anche alla sospensione dell'attività del Mose. Salvini ha ribadito che era fondamentale assicurare gli stipendi ai dipendenti e pagare le imprese per i lavori già svolti o in corso per non bloccare un'opera che ha protetto Venezia e la laguna con oltre 110 sollevamenti. Per il futuro però ci vuole un cambio di passo. Adesso ci aspetta la piena operatività dell'autorità per la laguna. Dobbiamo pensare al personale oggi impiegato in CVN, in Comar e in Tetis, e soprattutto ci vogliono risorse certe e stabili per il funzionamento di un'opera che è unica al mondo e che non può vivere di contingenze.
Moltissime le reazioni politiche, soprattutto dal centrodestra. Per il senatore Raffaele Speranzon, lo sblocco dei fondi è frutto di un costante lavoro di coordinamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i ministri Giorgetti e Salvini. Secondo il Presidente della Regione Alberto Stefani, attraverso i ministri Salvini e Giorgetti, il governo dimostra ancora una volta di lavorare nell'esclusivo interesse di Venezia. Soddisfatti anche i consiglieri regionali leghisti eletti in provincia di Venezia, Rosanna Conte e Andrea Tomaello, mentre per la Dem Monica Sambo, se non ci fosse stata la mobilitazione di sindacati e imprese, non sarebbero state stanziate nemmeno le risorse già previste per il Mose. Da Cafarsetti il sindaco Luigi Brugnaro parla di una risposta concreta per un'infrastruttura unica che non può permettersi incertezze. Di un semplice atto dovuto parla invece il capogruppo Dem Giuseppe Saccà. Sbloccare risorse già stanziate e vincolate, ha detto, non è un'azione straordinaria, ma il semplice adempimento di un impegno preso. Case pubbliche e difesa dalle alluvioni. La prima seduta della nuova giunta regionale guidata da Alberto Stefani ha destinato più di 70 milioni di fondi europei a interventi in questi due settori. 50 milioni per la casa e 28 contro le alluvioni. Nel corso della sua prima riunione in assoluto, la nuova giunta regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una riprogrammazione del FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che consentirà, nelle parole del presidente Alberto Stefani, di impegnare subito importanti risorse per obiettivi strategici individuati nel programma elettorale. La destinazione dei 50 milioni per la casa sarà decisa in sinergia con gli assessorati al sociale, al lavoro e alle imprese. Una parte cospicua servirà comunque a riqualificare immobili già di proprietà pubblica. I 28 milioni destinati alla cosiddetta resilienza idrica, invece, permetteranno la prosecuzione dell'opera di messa in sicurezza del territorio dal rischio alluvioni. Qui i progetti da finanziare saranno valutati di concerto con l'assessorato all'ambiente. A queste risorse si aggiungono 5 milioni destinati agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa e ad affrontare la carenza di manodopera e competenze per posti di lavoro di qualità legati a queste tecnologie. La cronaca sindacale ci porta nel bellunese. Hydro ed Bosch, due vertenze che rischiano di portare a una vera e propria crisi sociale nei due territori coinvolti, Feltre e Quero Vas, 200 complessivamente i lavoratori a rischio, gli stessi che senza soluzioni a stretto giro saranno portati a protestare sulle piste delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Compatte le organizzazioni sindacali che hanno chiesto e ottenuto un incontro in prefettura a Belluno. Noi abbiamo detto al prefetto non vogliamo fare un problema di ordine pubblico ma di ordine morale. Qui le istituzioni devono intervenire in maniera pesante e decisa. Ricordiamo che Belluno non è solo Olimpiadi, non è solo ciclismo, non è solo Natale, ma è anche industria e qua qualche multinazionale invece di accendere le luci ce le sta spegnendo. Chiediamo che l'intervento sia ai massimi livelli, l'interlocuzione per noi deve essere ministeriale, sia con Bosch che con Hydro. Serve che i ministeri competenti convochino un tavolo per trovare soluzioni e sono soluzioni urgenti. Perché da un lato Edim sta morendo, Bosch ha sostanzialmente deciso di abbandonarla, dall'altro l'unica notizia certa è che Hydro vuole chiudere Feltre. In primis noi dobbiamo discutere con Bosch per un rilancio industriale di quell'azienda e convincere a Hydro a non chiudere, perché per noi oggi la priorità non è la cessione come qualcuno continua a dire, ma è l'impossibilità di chiudere. Noi non siamo una provincia turistica, le Olimpiadi non salveranno la nostra provincia, noi siamo una provincia manifatturiera e dobbiamo rilanciare e difendere la nostra manifattura. Durante il confronto il prefetto ha confermato di aver già inviato una nota formale al ministro competente sollecitando il massimo interessamento delle istituzioni. A Feltre nelle scorse ore la sindaca Viviana Fusaro ha incassato la delibera di sostegno del comune di Ornago in Brianza, dove ha sede uno stabilimento Hydro che teme ripercussioni occupazionali. E in municipio, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sono arrivati anche i lavoratori. È un tassello che si aggiunge ad un percorso che vuole portare ad un tavolo nazionale di crisi, quindi direttamente agli organi di Stato, e quindi noi riteniamo questa giornata importante. Tanti veneti alle prese con l'influenza, farmacie prese d'assalto. Un picco influenzale importante, febbre, tosse, dolori articolari e tante persone a casa proprio a ridosso delle feste. Quest'anno abbiamo la variante K. È una variante più aggressiva, però non è più pericolosa. Essendo una variante più aggressiva,
è arrivata in anticipo rispetto agli altri anni. Solo in Veneto sono 68.000 i malati in una settimana, 400 i ricoveri. Come prevenire l'influenza? I consigli sono tanti. Il metodo più importante è il vaccino. Il vaccino serve anche per la variante K. Per inciso, se qualcuno non avesse ancora fatto il vaccino, soprattutto le persone fragili, lo possono ancora fare e il vaccino sarà efficace. Il vaccino si può fare anche nelle farmacie, attenzione, perché si può fare solo nelle farmacie che si sono certificate come farmacie vaccinatrici. Abbiamo seguito un apposito corso e siamo diventati farmacisti vaccinatori. Per poi passare ai rimedi più tradizionali. Si possono prendere gli antipiretici, bisogna tenere l'organismo ben idratato, tè, tisane e quant'altro. È assolutamente inutile andare in pronto soccorso. Volendo si può avvisare il medico di base, il quale ci conosce molto bene e ci può dare delle indicazioni utili. Ed è una vigilia di allerta in Veneto. Il bollettino meteo regionale segnala tra la mattinata di domani e giovedì Natale 25 dicembre la possibilità di precipitazioni a partire dalle zone meridionali della regione. Il limite delle nevicate è previsto in rapido e marcato calo dalle ore centrali di mercoledì fino a quote tra i 600 e i 900 metri, con accumuli più consistenti sulle aree prealpine e centro-occidentali. Si prevedono poi venti localmente forti con raffiche significative su prealpi, costa e a tratti anche sulla pianura interna. I venti tenderanno ad attenuarsi parzialmente dal pomeriggio di giovedì. Per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato la fase operativa di attenzione preallarme. Il livello è quindi giallo, avvisati i comuni e associazioni di protezione civile. È tutto dal Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.